Sono scesi da un'auto oscura in tre, armati di una mazza da baseball e di due bastoni. Prima hanno picchiato due giovani uomini al bar, un 25enne e un 30enne. Poi sono usciti di nuovo in strada dirigendosi verso una delle macchine in sosta, un SUV, mandando in frantumi i finestrini. Il tutto in una zona di passaggio molto frequentata, Viale Nino Bixio, nel piccolo parcheggio lungo il Put all'altezza della curva dello stadio, tanto che nel video si vede una passante che impaurita scappa via. Protagonisti i soggetti già ampiamente noti alle cronache. La spedizione punitiva non è che l'ennesimo atto di una faida tra clan kosovari che va avanti dall'omicidio a Fiera del 51enne Rajip Kolgeci nell'ottobre del 2022. Da allora, tra le famiglie coinvolte in quel delitto, continuano le rappresaglie e gli atti di violenza. 2 settimane fa l'ultima aggressione a un soggetto che all'epoca venne assolto per l'omicidio. Aggressori appartenenti a una famiglia che questa volta sarebbe stata invece presa di mira. Gli investigatori della squadra mobile intervenuti sul posto insieme alle volanti hanno velocemente identificato i 3 autori del raid che sono ora indagati dalla procura. I video, la targa dell'auto usata dalla banda, la testimonianza delle vittime hanno subito messo la polizia sulla pista giusta, così da chiarire in che contesto è avvenuta la scena da Far West.